domenica 13 marzo, a tutti voi telespettatori, è mezzogiorno e noi puntuali, come sempre, siamo qui in diretta con Focus TG per raccontarvi le notizie del Veneto dal Veneto. Ebbene, apriamo questa edizione non con la cronaca, non con la stretta attualità, ma con una notizia che è proiettata al futuro, un futuro comunque prossimo. Perché? Perché è una notizia che farà sicuramente felici tanti, a partire dagli alpini di tutta Italia, perché finalmente la notizia è ufficiale. A luglio Asiago ospiterà la Dunata Triveneta degli Alpini, un evento, una manifestazione rinviata diverse volte a causa della pandemia. Ebbene, un evento di straordinaria importanza che noi del gruppo Media Nord-Est seguiremo con una 3 giorni di dirette imperdibili. È ufficiale, la Dunata Triveneta degli Alpini, per 2 volte rinviata a causa della pandemia, si terrà ad Asiago dall'8 al 10 di luglio. Una notizia che le penne nere del Triveneto e non solo aspettavano da tanto tempo. Un punto di svolta dopo tutti questi mesi di emergenza, difficoltà e lutti che hanno visto proprio gli alpini in prima linea per portare aiuto e sollievo a chi era in difficoltà. Le aspettative sono importanti proprio perché quella di Asiago sarà la dunata della rinascita delle penne nere del nord-est dopo l'ultimo appuntamento di Tolmezzo nel 2019. Ci aspettiamo numerosi alpini e anche sicuramente ci saranno, possiamo dire, tante persone che verranno a vedere questa cosa, perché penso che sarà una cerimonia di questo Triveneto, raduno del terzo raggruppamento, molto importante sia per gli alpini e anche non alpini. Il programma, in via di definizione da parte dei vertici della sezione Monte Ortigara, prevede l'avvio delle celebrazioni già ad aprile e maggio. Venerdì 8 luglio si terrà invece l'inaugurazione della nuova ala del Museo della Grande Guerra di Canove di Roana, seguita da un tributo al Sacrario dell'Aiten con la messa officiata dal cardinale Pietro Parolin. Il giorno successivo sarà dedicato al pellegrinaggio alla colonna Mozza dell'Ortigara, calvario degli alpini nel Carnaio della Grande Guerra e luogo deputato per la prima dunata del 1920. Infine, domenica, spazio allo sfilamento con decine di migliaia di alpini che saranno accolti, come sempre, dal calore della gente dall'altopiano. Ci sarà la Dunata Nazionale di Rimini, prima sarà l'occasione un po' per radunarsi, per fare un po' quadrato attorno a questa iniziativa difficilmente ripetibile in tempi brevi poi ad Asiago. Sì, esattamente, speriamo che questa Dunata a Rimini si ricomincia a ripartire con tutte le nostre varie cerimonie e aspettiamo tutti i nostri alpini che vadano a Rimini per questa occasione così importante dopo 2 anni di pandemia. Un appuntamento di grande importanza che il gruppo Media Nord-Est porterà nelle vostre case con 3 giorni di dirette e approfondimenti, per ricominciare proprio da lì dove ci eravamo fermati, con quel fiume di penne nere che attraversa la storia, le città e il cuore dei Veneti. Storia, città e cuore dei Veneti. Il nostro collega Ferdinando Garavello ha toccato le corde giuste. Questo è il vero significato, il significato profondo della Dunata Triveneta, che appunto noi di Media Nord-Est, come ricordava anche il servizio, trasmetteremo in diretta con degli speciali, con ore e ore di emozioni che vi racconteremo passo dopo passo. Ma adesso parliamo di cronaca, parliamo di un incendio, ci spostiamo nella zona di Schio, vasto incendio al Tretto, in fiamme centinaia di metri di bosco, non si esclude che si tratti di un incendio doloso. Con
Continuano senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio con un fronte di diverse centinaia di metri caratterizzato da più focolai che sta interessando dalla notte scorsa un'ampia zona boschiva sopra Schio sul monte Brazome in Contraalba. Dopo l'allarme lanciato attorno alle 22, i vigili del fuoco del locale di staccamento hanno effettuato un monitoraggio per escludere che le fiamme potessero estendersi a strutture rurali. Questa mattina sono iniziate le operazioni di spegnimento con la presenza di 2 elicotteri regionali che pescano nei vasconi riforniti dalle autobotti presenti sul posto con i pompieri di Schio e Vicenza, i volontari di Tiene e le squadre di protezione civile dell'antincendio regionale. Non si esclude la natura dolosa dell'incendio e a tal proposito il primo cittadino di Schio, Walter Orsi, ha lanciato l'appello ai cittadini a segnalare alle forze dell'ordine chiunque abbia notato qualcosa utile ad individuare un eventuale responsabile. Il propagarsi delle fiamme in un'unica direzione, ha spiegato il sindaco sul posto per monitorare l'evolvere della situazione, avrebbe rappresentato garanzia di fuga e di salvezza per la fauna locale. Intanto le operazioni di spegnimento si stanno concentrando sul fronte destro. E adesso parliamo di profughi in arrivo dall'Ucraina, parliamo dell'emergenza umanitaria, parliamo del cuore del Veneto, parliamo di solidarietà. È partita la raccolta di farmaci della Croce Rossa Italiana, a Padova aperta la sede del comitato provinciale. Ecco, i volontari invitano a non sprecare materiale ed energie, ricordando di appoggiarsi, di fidarsi solo ed esclusivamente di organizzazioni e associazioni specializzate. Vediamo tutto nel prossimo servizio. Il lavoro è incessante nella sede del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Padova, dove come ogni giorno, tranne la domenica, è aperto l'ambulatorio solidale. Qui, come nelle sedi di Piove di Sacco, Trebaseleghe, Noventa Padovana e Cittadella, si parte con la raccolta di farmaci da inviare in Ucraina, dove passano solo i convogli della Croce Rossa o negli stati di confine del martoriato paese. Ma cosa serve? Antibiotici, antidolorifici, antibiotici a largo spettro, come anche oftalmici, antidolorifici, antifebbrili. Ecco, questi sono i farmaci che ci chiedono. Raccogliamo anche dei presidi, perché per esempio adesso avremo una donazione di traversine per i letti e dei pannoloni, quindi anche questo per le persone anziane o le traversine per i letti e anche per i bambini. Farmaci che devono essere in confezioni integre e con una scadenza non inferiore ai 6 mesi specifica. Farmaci che vengono classificati. Ogni scatoletta deve essere integra e una scadenza non inferiore ai 6 mesi. Come vedete, questi farmaci vengono suddivisi tutti per principio attivo, vengono caricati al computer e poi vengono fatte delle packing list che vanno ad ogni scatolone attaccate, quindi poi messi nei pallet e trasferiti che prendono la loro strada. Un lavoro di squadra e mirato a seconda delle esigenze. La solidarietà non deve andare sprecata, ricordano i volontari. Nella mia esperienza abbiamo avuto campi profughi anche all'epoca del Kosovo, anche per 5-6 anni, quindi il percorso è molto difficile, molto lungo. Noi cerchiamo di dare il massimo come ambulatorio, come diamo alle persone anche dove devono andare. E con l'arrivo di donne, bambini, di famiglie dall'Ucraina si presenta anche il problema dello screening, del monitoraggio, dei tamponi, dei vaccini. Riassumiamo il tutto nel prossimo servizio. Adesso che sono arrivate queste famiglie, queste donne con questi bambini, che procedura c'è da seguire? Allora, la prima cosa che devono fare è un tampone per verificare l'eventuale possibilità di positività da Covid-19. Tutte queste persone hanno fatto un tampone alla partenza in Polonia, no? Però si effettuerà un secondo tampone qui in Italia. Contestualmente avviene una registrazione, con la registrazione viene generata una tessera sanitaria provvisoria
provvisoria che dà diritto a delle prestazioni di assistenza sanitaria e viene programmata la vaccinazione entro 5 giorni dal loro arrivo. In caso di persone che dovessero risultare positive? C'è la necessità ovviamente dell'isolamento e poi della verifica della guarigione. Dovremo verificare le condizioni di alloggio, dare le informazioni adeguate perché venga gestita l'isolamento senza possibilità di diffusione del contagio e seguire, come facciamo anche per gli italiani ovviamente, il proseguo della positività fino alla guarigione. Fino adesso sono arrivate più di 300 persone, comunque oltre questo autobus nei punti tampone dell'ULSS. Stiamo organizzandoci al meglio, no? E stiamo cercando di mantenere una situazione di ordine, facendo in modo di far perdere anche meno tempo possibile alle persone. E allora adesso ci prendiamo una piccola pausa, finisce qua il primo blocco di Focus TG, torniamo fra 2 minuti con tante altre notizie, curiosità, approfondimenti, cronaca, le nostre inchieste, insomma siamo in diretta e continueremo a tenervi compagnia, a tenervi informati in questa domenica fino alle ore 13. A fra poco. Rieccoci qui, 12:13 in punto, e allora riprendiamo il nostro filo del discorso. Abbiamo introdotto l'emergenza umanitaria, l'arrivo dei profughi in fuga dai territori di guerra nel nostro territorio. Abbiamo visto anche la profilassi, insomma cosa bisogna fare, tamponi, screening e quant'altro. Ebbene, noi adesso continuiamo a parlare di profughi ucraini in Veneto. Perché? Perché la risposta della nostra gente, la risposta del territorio è davvero straordinaria. Sono in tantissimi a manifestare il loro affetto, la loro solidarietà, la compartecipazione a una tragedia che non ha colore, è una tragedia che riguarda l'umanità, l'essere umano, quindi diciamo non ci sono distinzioni di etnia, non ci sono distinzioni di bandiere, insomma il Veneto ha aperto braccia e cuore ai profughi in arrivo, e una di queste tante dimostrazioni ci arriva da Belluno. Canzoni contro la guerra e l'invito a non inviare armi negli scenari di guerra a Belluno è stato davvero toccante e anche impattante il flash mob organizzato. Il campo di grano non è di grano che ti fa bene l'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. La guerra di Piero, con le sue rime drammatiche, sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora. E poi le canzoni degli alpini, che parlavano di guerra, per raccontare quanto fosse assurdo morire in quel modo. Fino a Blow in the Wind, che chiedeva per quanto tempo dovranno volare le palle di cannone prima che vengano bandite per sempre. Quando cantare è come pregare, come si è fatto a Belluno, grazie al neonato comitato provinciale di pace e disarmo. Oggi noi non abbiamo bisogno di vincere una guerra, ma di far cessare una guerra. Per cui l'invio di armi, che con ogni probabilità in parte è già ampiamente avvenuto, non fa che dare forza a un conflitto in cui poi tra l'altro le forze in campo oggi come oggi sono assolutamente sproporzionate. Da Fabrizio De André a Bob Dylan, passando per le trincee, ci sono tanti modi per dire di no a una guerra come quella in Ucraina, ma anche no alle armi italiane mandate in scenari di guerra. Io credo che bisogna prendere atto che il continuo ampliamento ad est della NATO in realtà è stato un elemento di instabilità dell'ordine europeo, per cui credo che si debba invece andare verso la demilitarizzazione dell'Europa e dare garanzie anche di neutralità alle forze in campo. Noi abbiamo vissuto ormai 3 conflitti tremendi, tra cui l'ultimo quello in Ucraina, in Europa, proprio per la crisi di un ordine mondiale che oggi è a pezzi. Lo sforzo che bisogna fare è quello di ricostruzione
di un ordine mondiale che prenda atto dei rapporti di forza che sono in atto oggi, in cui è evidente che c'è anche una crisi, diciamo, del nostro impero, tra virgolette. Ci spostiamo a Roma, dove è stato presentato il progetto espositivo del Padiglione Italia alla 59esima edizione della Biennale d'Arte, alla presenza del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. L'Italia ha fatto bella figura, il progetto è piaciuto. Vediamo qual è. Storia della notte e destino delle comete. È questo il titolo del progetto espositivo del Padiglione Italia, presente alla 59esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, in programma dal 23 aprile al 27 novembre, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. La presentazione a Roma alla presenza, tra gli altri, del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. È un viaggio che racconta, sottintendendo sempre un messaggio di speranza, possibili convivenze e sostenibilità. Anche la mostra di Cecilia Alemani immagina delle convivenze anche strampalate, anche di esseri magari generate da macchine, ma tutte queste convivenze vogliono essere un segnale in un momento così complicato come quello che viviamo. Facciamo anche un orribile riferimento a questi venti di guerra che ci circondano, un fortissimo messaggio di pace. La mostra, a cura di Eugenio Viola, per la prima volta nella storia del Padiglione Italia, che sarà alle Tesi delle Vergini in Arsenale, presenta l'opera di un solo artista, Gianmaria Tosatti. Anna Maria Ortese, in un libro che si chiama Corpo Celeste, dice una cosa che per me è legge, come è legge tutto quello che scrivono i predecessori di questo ordine a cui noi artisti apparteniamo. Dice che disegnare una prospettiva, una via d'uscita dal buio, è un dovere di ferro. E voglio ringraziare il Presidente Cicutto, perché fare il Presidente della Biennale è sempre una cosa complicata. Farlo durante la pandemia è una cosa ancora più complicata. E la Biennale invece è riuscita anche negli spiragli che il calendario ha lasciato alla pandemia a organizzare, a mantenere un livello alto, a mantenere le iniziative di grande importanza anche in questo deserto che abbiamo attraversato. Il 31 marzo finirà lo stato di emergenza, insomma una condizione che permetterà, secondo molti, anche di ripartire in maniera più agevole. Diciamo che in tanti vedono nella data del 31 marzo proprio la fine anche simbolica di un periodo di grandi difficoltà, anche se chiaramente tutti noi siamo profondamente colpiti da quello che sta succedendo sullo scacchiere internazionale con il conflitto russo-ucraino. Però restando a parlare di epidemia, a parlare di Covid, a parlare di restrizioni, ebbene, dicevamo, il 31 marzo può essere visto come un giorno di svolta. Noi siamo andati a sentire cosa ne pensano i bassanesi, se effettivamente scavallare, superare questa data, lasciarsi alle spalle anche, come dicevo, simbolicamente un periodo così complicato, può essere un modo come un altro per guardare al futuro con più ottimismo, con più serenità. Vediamo. Con il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza, l'ha annunciato il Premier Draghi, no? Cosa ne pensa? Grazie a Dio. Grazie a Dio. È una buona notizia, nel senso che ci proveremo ad andare verso una normalità, si spera, e quindi speriamo che da lì si vada avanti nel eliminare un po' di restrizioni e tornare a una bella estate. Io spero che con la fine di marzo tutto tornerà alla normalità, non ci saranno più divieti. In base a cosa vedo degli altri paesi sarebbe da togliere tutto, lasciare a questa povera gente a vivere tranquillamente, perché ormai siamo stanchi. Possiamo sbagliare, però dobbiamo tornare alla realtà, alla vita. Penso che sia da ora, perché ormai abbiamo pieno scato e 2 anni che siamo trio. Ma comunque non è finita, perché per me non è finita.
Senta, dopo il 31 marzo che cosa dobbiamo fare secondo lei? Sì, la mascherina, entrare in un negozio, se tanta gente è meglio metterla per noi e anche per gli altri, però all'aperto no, dai. E il Green Pass che ne pensa? Ma sì, a me no, me lo chiedono, do volentieri. Entrare nella libertà totale come prima, un po' alla volta, tenendo sotto controllo la faccenda, però cominciare un po' a liberare un po' tutto, insomma. Quindi via anche le mascherine? Sì, anche Green Pass? Sì, tutto. Insomma, c'è voglia di normalità, quello che non è normale è invece l'impennata dei prezzi del carburante. Questo crea sicuramente grandi difficoltà, grandi preoccupazioni. Noi rimaniamo a Bassano perché i prezzi alle stelle dei distributori hanno creato anche un po' di agitazione. C'è chi insomma sta studiando strategie alternative all'uso delle automobili e chi invece in maniera anche prudente sta facendo dei rifornimenti importanti. Vediamo insieme. Quanta benzina farà? Una quarantina di euro almeno, perché insomma poi tra l'altro il prezzo non è male qui, quindi conviene farlo il prima possibile, anzi sono anche in ritardo. Lei è preoccupato che possa mancare quindi? Sì, nel senso che comunque più che mancare nell'imminente no, ma che i prezzi siano veramente troppo alti. 50 euro. 50 euro, come sempre. Come sempre, però la benzina che ne è meno che va dentro, vero? Ecco, è preoccupato da questo aumento? Lei usa molto la macchina? No, io sono pensionato e pertanto la macchina la uso il meno possibile. L'aumento però la preoccupa? Certo, preoccupa chi non la preoccupa l'aumento. Sicuramente. 20 euro. Sta guardando sconsolato la cifra? Sì, purtroppo. Lei usa molto l'auto? Per fortuna no, però incide tanto. Ha già fatto due conti su quanto? 7-8 euro qua per pieno ogni volta. 20 euro però. Troppo cara? Sì, troppo cara, sì. Il gasolio è troppo alto. Per chi lavora. Lei fa gasolio quindi? Sì, per chi lavora in macchina è un disastro. Un lavoro come rappresentante, 3.000 chilometri al mese, costi simili potrebbero costringere a scelte difficili. Ha già fatto un calcolo di quanto le costerà? Non voglio farlo, ma lo farò, sì. Sono 50 euro in più a pieno. Insomma, se non fanno qualcosa qua è drammatico. No, lascio la macchina a casa. Prezzi che costringono i cittadini a fare bene i conti nei bilanci personali e familiari. Che cosa sta pensando di fare con l'auto? Niente. Lasciarla in garage? Brava, esattamente. Lei la usa molto la macchina? Solo per il lavoro, vorrei andare in bicicletta, ma avendo famiglia è un po' difficile. E allora continueremo a parlare di questo, anche del rincaro dei prezzi delle materie prime, delle bollette, con altre inchieste, altre storie, altre segnalazioni. Tutto questo dopo la pubblicità. Rimanete con noi perché c'è spazio per gli eventi, per l'arte, per la cultura, per tante altre notizie. A fra poco. (12:28), di nuovo buona domenica per chi si fosse sintonizzato con noi solo adesso. Insomma, è ora di pranzo, noi vi terremo compagnia fino alle 13 con tante notizie, tante curiosità, le nostre inchieste, i nostri approfondimenti. Prima di lanciare la pubblicità abbiamo introdotto l'argomento del caro carburanti. Ebbene, abbiamo visto, abbiamo ascoltato insieme come insomma tanti cittadini stanno cercando di barcamenarsi fra i folli aumenti della benzina, insomma del gasolio, e scelte che possono essere più, tra virgolette, ecologiche, come l'uso della bicicletta oppure le passeggiate, quando è possibile, se è possibile appunto spostarsi in questo modo. È chiaro che diventa problematico per chi la macchina la usa per lavoro, per chi deve fare lunghi tratti, e diventa problematico anche quando ci si imbatte in gestori di distributori non propriamente onesti, ed è quello che è successo a Montecchio Maggiore, dove insomma il appunto benzinaio vendeva
il gasolio a prezzo gonfiato. È stato sanzionato, vediamo tutto nel prossimo servizio. Faceva pagare il gasolio ad un prezzo superiore rispetto a quello esposto, da 2,509 € a 2,749 € al litro, danneggiando così automobilisti distratti, approfittando della loro buona fede. Il gestore 39enne di un distributore di carburante a Montecchio Maggiore, già noto alle forze dell'ordine per precedenti irregolarità, è stato sanzionato ai sensi del codice di tutela dei consumatori. Dovrà pagare 1.032 €, ma l'importo potrebbe lievitare fino ai 25.000 € a discrezione dell'autorità competente. La Polizia Locale dei Castelli sta inoltre verificando l'eventuale ipotesi di violazione per tentata truffa. In questo particolare momento la nostra attività è anche rivolta alla verifica e al contrasto anche di quei comportamenti irregolari a danno dei consumatori. Come sempre è indispensabile e molto importante la collaborazione dei cittadini nel segnalare alla Polizia Locale questi comportamenti. L'invito rivolto ai cittadini resta quello a segnalare alla Polizia Locale abusi o situazioni poco chiare. Nel servizio eravamo a Montecchio Maggiore, adesso ci spostiamo a Treviso, dove abbiamo ascoltato i residenti del posto proprio per raccogliere le loro sensazioni, i loro stati d'animo, le loro segnalazioni su questo momento così difficile dal punto di vista economico, fra il rincaro dei prezzi del carburante e, come ben sapete, il rincaro anche delle bollette e delle materie prime. Sentiamo insieme. Lunedì prossimo siamo giù in Romagna perché ci approvvigioniamo lì per quanto riguarda soprattutto le farine. È chiaro che facendo una piedina quello è. Non so assolutamente a che prezzo andrò ad acquistarlo, quindi faccia lei. Bisogna cercare in tutti i modi di ottimizzare comunque sia la produzione che il servizio, in modo da non andare a incidere pesantemente con aumento dei prezzi sulla clientela. Comunque sempre peggio secondo me, perché se non hai il gas è la corrente, se non hai la corrente sono tutte le spese e le tasse che abbiamo per tutto, invivibile ormai, una tristezza, una delusione totale. Bisogna ridurre le spese e cercare di scaldarsi di meno, ci sta in casa col piumone, così risparmi sul metano. Quindi lei adesso in questo momento sono cambiate un po' le sue abitudini? Il bello che sono in pensione e devo tirare la cinghia un po'. Lei è disposto a fare qualche sacrificio? Indubbiamente, per forza, non possiamo fare altro, non abbiamo alternative, fare sacrifici e basta. Non avrei mai pensato di trovarmi in questa situazione, però ci sono, devo affrontare la realtà. Questo è. Bisognerà fare in qualche modo. Molto male. Io devo ancora riceverle. Comunque arriveranno. Lei lo sta affrontando male? Un po' i termoscifoni, questo veramente di sicuro, almeno a casa mia. Quindi si cambiano anche le abitudini? Beh certo, si cambiano le abitudini, sì. Cambiato stile di vita? Momentaneamente no ancora, ma certamente se bisogna farli li facciamo. Risparmiare un po' prendendone un pochino meno e poi non possiamo fare niente. Speriamo in tempi migliori sicuramente. Ma siete disposti quindi a fare dei sacrifici? Per forza, come si fa se no? Per forza. Ad esempio che cosa avete rinunciato? Come è cambiato lo stile di vita vostro? Vabbè, non andiamo più fuori a mangiare al ristorante, anziché comprare 2 cose ne compriamo una e molte cose le facciamo in casa. Magari una bistecca in meno, ma il pane non rinuncio sicuramente. Anche perché il toscano con l'olio, sopra un po' di sale, è uno spettacolo. Quindi. E i costi dell'energia elettrica mettono in difficoltà anche le amministrazioni comunali. Adesso vi raccontiamo 2 casi di 2 comuni del Padovano che hanno deciso di stringere la cinghia. Bene, partiamo con Villa del Conte perché la giunta si è riunita, pensate, a lume di candela.
Non è San Valentino e neppure un appuntamento ad atmosfera romantica. Sono i costi dell'energia che hanno convinto la giunta di Villa del Conte con il sindaco Antonella Argenti a riunirsi attorno a un tavolo a lume di candela durante tutte le riunioni della settimana. Una flebile fiamma per continuare il nostro lavoro senza sosta, nonostante gli aumenti di tutte le materie prime che mettono in ginocchio il paese, incrementi di spesa che ci costringono a mettere mano anche ai servizi di illuminazione pubblica per non gravare con bollette impossibili pagate con la fatica di tutti, ha spiegato il primo cittadino, che ha voluto anche ricordare le tante vite cadute nelle ultime settimane di guerra. Non l'unica iniziativa. Dalla prossima settimana tutta l'illuminazione pubblica del paese verrà spenta a luna di notte. Resteranno accesi solo i lampioni delle vie centrali e delle rotonde. E adesso ci spostiamo ad Albignasego, dove i 5.700 lampioni sparsi nel territorio saranno illuminati in modo alternativo e in modo non uniforme. Scopriamo tutto nel prossimo servizio. Stiamo provando intanto in via sperimentale uno spegnimento alternato dei nostri impianti di illuminazione. Il nostro territorio ha 120 quadri con 5.700 punti luce. Il comune di Albignasego ci prova e del resto i conti davvero non tornano più. Se il costo per l'illuminazione pubblica è stato di poco meno di 700.000 euro all'anno, con progressivi risparmi per la sostituzione con lampadine a LED, per il 2022, se non si parla di raddoppio, poco ci manca. E, dati attuali, la spesa sarà di gran lunga superiore al 1.100.000 euro. La logica del buon padre di famiglia impone di correre ai ripari e allora ecco la soluzione. Abbiamo chiesto di partire per ogni quartiere allo spegnimento alternato, vuol dire un lampione spento e 2 accesi. Nel frattempo gli amministratori assieme all'ufficio tecnico, che mi permetto di ringraziare perché fanno i sopralluoghi serali con noi, stiamo verificando se questi spegnimenti sono efficaci dal punto di vista economico, ma anche non portano zone d'ombra che siano pericolose per la sicurezza pubblica e anche per la sicurezza stradale. Si parte alle 21 di ogni sera e il primo banco di prova, il quartiere di San Giacomo, ha superato il test con solo qualche ritocco necessario. Anche il pensiero di spegnere tutto era stato preso in considerazione, ma con risultati diversi. Non avevamo idea di come fosse lo spegnimento totale. Il venerdì scorso abbiamo fatto una prova di una mezz'oretta e abbiamo provato a spegnere 2 quadri. Diciamo che non ci dà una sicurezza, pertanto abbiamo pensato per il momento di non farlo e di provare con lo spegnimento alternato. Confidiamo sinceramente che anche lo Stato ci aiuti nella riduzione di questi consumi, perché noi appunto vediamo quasi raddoppiati i nostri consumi. Con la tecnica di 2 lampioni accesi e uno spento si punta a un risparmio di 100.000 euro. Se i risultati non saranno soddisfacenti, si passerà ai 2 lampioni spenti su 3. Nel frattempo si studia l'avvio di una comunità energetica con i cittadini, sfruttando i risparmi e la produzione di energia che arriveranno al comune dalla realizzazione dei pannelli fotovoltaici su 2 palestre. E i problemi, sia per quello che riguarda il rincaro dei prezzi che appunto quello delle materie prime, riguardano in maniera sensibile, colpiscono in maniera sensibile anche il mondo degli allevatori qui in Veneto, a cui si aggiungono i produttori di mangime. Insomma, il loro scenario futuro non è dei più rosei. Vediamo insieme. Ce ne sono già che hanno chiuso. C'è anche chi non lo può fare, capiamo benissimo, perché chi ha investito tantissimo, chi si è indebitato non è che può fare quello che vuole, è condizionato dal mercato. E il problema è che abbiamo iniziato a entrare nel tunnel prima del Covid e non stiamo vedendo ancora la luce. Difficoltà di reperire materia prima agricola, costi energetici per i processi industriali alle stelle e poi dubbi sulla tenuta dei consumi. Per gli allevatori, di fronte a costi così fuori mercato, il prezzo del latte è destinato ad alzarsi, dove parallelamente, come denunciano i produttori di mangimi, la mancanza di materia prima agricola sul lungo periodo, la disponibilità è limitata solo a 20 giorni, renderà inevitabile il blocco della produzione, con conseguenze pesantissime per gli allevamenti che dovranno abbattere gli animali. La profezia è funesta. Per Aprolav la situazione può anche peggiorare. Se il sistema industriale di trasformazione lattiero-casearia si contrae, ora si contrae per sempre. Quando una stalla chiude non apre più, insomma, ecco, e quindi il nostro futuro
è segnato anche dalla filiera, da chi deve capire che l'allevatore non può essere sempre l'ultima ruota del carro, ma deve essere trattato come una componente di questa filiera. Mai si è raddoppiato, la soia non viene nemmeno più consegnata, sopravvive solo chi ha stipulato contratti già in essere. Noi importiamo solo il 13% di petrolio dalla Russia, quindi non vorrei che ci fosse anche una speculazione in questo senso, perché alla fine il gasolio agricolo deriva dal petrolio e quindi sono cose che ti fanno meditare, che ti fanno pensare, che ti fanno capire che molto probabilmente noi siamo in questo momento un ostaggio di chi sta speculando nei nostri confronti. Eppure nella bilancia dell'agroalimentare la filiera del latte resta al primo posto in Italia, come in Veneto. Solo nel comune di Chiarano, su 182 aziende produttrici di latte, ne sono sopravvissute 4. Il Veneto 20 anni fa aveva 43.000 stalle, oggi sono meno di 2.500. Se non c'è latte, naturalmente non ci saranno le lavorazioni, si creerà disagio anche per quello che riguarda l'occupazione, ma queste cose, secondo me, il politico, quello che conta in questo momento, non le capisce. Ancora una piccola pausa pubblicitaria, tante cose di cui ancora parlare insieme, ci rivediamo fra 2 minuti. Ben ritrovati a Focus TG, vi terremo compagnia ancora per un quarto d'ora in diretta in questa domenica 13 marzo, anche oggi per portarvi la voce dei veneti, le notizie del Veneto direttamente a casa vostra. Ebbene, chiudiamo la parentesi relativa al nostro spazio che abbiamo dedicato per parlarvi del rincaro dei prezzi del carburante, delle bollette, dei costi in generale, portandovi di nuovo a Bassano, perché il generale aumento dei prezzi, a partire appunto da quelli dell'energia, come quello insomma delle materie prime, preoccupa e non poco anche i gestori dei locali, i bar, i ristoranti. Però c'è una buona notizia: la pausa caffè è salva. Caffè a prezzo bloccato quasi. In città i gestori dei locali non hanno nessuna intenzione di ritoccare il costo della bevanda, simbolo del momento di pausa. Al momento no, il caffè è aumentato anche a noi notevolmente al chilo, però ci manteniamo sulla norma di 1,20 € a caffè, anche perché il caffè è un piacere quotidiano e quindi si cerca di evitare di aumentarlo, ecco, per venire anche un po' incontro alla clientela. Eppure il costo del chicco, racconta Nadia, giovane barista del centro storico, è aumentato di 4-5 € al chilo, ma la tendenza alla salvaguardia ce la conferma anche il presidente dei baristi di Bassano. Si cerca di tenere un prezzo equo perché la gente continui a consumare. Non ho visto grandissimi aumenti, se non qualche sporadico caso. Comunque il prezzo si aggira sempre tra l'1,10, ho visto ancora 1,10, 1,20, qualche 1,50 magari seduti al tavolo, però il prezzo è sempre intorno all'1,20, ho visto la media è quella. Grande l'attesa per le riaperture di primavera in una città a forte vocazione turistica, dove oltre agli italiani si attende il ritorno dei turisti europei. Per questo i prezzi restano fermi anche nei ristoranti. Ci mettiamo dalla parte del cliente prima che dalla parte del gestore, che siamo noi, e quindi l'ultima soluzione che affronteremo al momento è l'aumento dei prezzi. Cerchiamo di fare altre economie perché bisogna, per contenere questi aumenti. Ogni piatto dovrebbe subire un rincaro, però preferiamo fare tagli a livello magari personali, oppure accontentarci di un guadagno minore al momento. Nonostante tutto, la città è pronta ad accogliere. E adesso voltiamo pagina e vi mostriamo le immagini di un incontro ravvicinato molto particolare. È avvenuto al comando della polizia locale di Conegliano. Vediamo. Eccolo
solo mentre entra guardingo nel cortile del comando della Polizia Municipale di Conegliano, sotto l'occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza e lo stupore degli agenti in servizio che l'hanno ripreso con il telefonino dai monitor. È un giovane cervo che probabilmente, perso il senso dell'orientamento, è sceso fino in città. È accaduto ieri mattina, poco dopo le 7, quando ancora fortunatamente non c'era molta gente in giro. Nel parcheggio del comando il cervo è stato attratto dalla propria immagine riflessa sulla porta a vetri, tanto da sbattere la testa sul portone stesso. Quando poi è arrivato un vigile, entrato nel parcheggio del cancello pedonale, c'è stato un attimo di sbigottimento e l'animale, spaventato, ha saltato la recinzione fuggendo. Poco più tardi il cervo è stato avvistato nei pressi del bar davanti all'istituto Fanno e successivamente a Sarano di Santa Lucia di Piave, dove ha fatto perdere le proprie tracce. Restiamo nel Trevigiano per parlare di siccità, perché il Consorzio di Bonifica Piave lancia un allarme, sotto certi punti di vista anche preoccupante, perché si dice di non essere in grado di garantire l'irrigazione, che oramai la stagione della semina è alle porte e questo potrebbe causare ulteriori problemi. Siamo molto preoccupati di questo, perché evidentemente gli invasi non si riempiono e sono la scorta per l'irrigazione estiva. Questo è una vera preoccupazione, un vero dramma. Allarme siccità, mai così poca acqua negli ultimi 30 anni. Le immagini del Piave dall'alto, qui siamo a Maserada, mostrano chiaramente la gravità della situazione. Non piove da mesi ed in montagna non c'è neve, quindi non si può contare nemmeno su nuovi apporti dal disgelo. I laghi montani, da Santa Croce al Cadore al Mis, sono al 48%. I maggiori problemi per l'agricoltura. I consorzi non hanno la certezza di poter garantire prossimamente l'irrigazione. Stiamo aprendo ormai con la stagione e tutte le aziende sono pronte per iniziare le semine. E c'è una vera preoccupazione, perché noi non siamo in grado di garantire che ci sia l'acqua per l'irrigazione e sappiamo benissimo che un'impresa agricola, quando ha effettuato la semina, ha effettuato tutte le spese. Un'ulteriore tegola sulle imprese agricole già in grande difficoltà per il caro energia. Ma questo purtroppo non è l'unico problema legato alla siccità. Dall'altro lato, paradossalmente, c'è un altro grosso problema, che è quello appunto che non riusciamo a fornire l'acqua alle diverse centrali idroelettriche che abbiamo lungo i nostri canali, le quali tra l'altro producono energia pulita ed energia in un momento come questo, sapendo che importanza e che valore che ha strategico anche questo aspetto. Perciò siamo veramente un dramma nel dramma. E poco fa vi abbiamo mostrato un servizio in cui la nostra collega Monica Smiderle è andata in giro per Bassano per intervistare i cittadini, i passanti sulla fine dello stato d'emergenza, cosa ne pensassero e insomma come viene accolto insomma questo giorno così importante fissato per il 31 di marzo. Ebbene, il 31 di marzo finisce lo stato d'emergenza e il 1° aprile a Cittadella scatta Formaggio in Villa, un evento, una manifestazione nazionale tanto attesa. Scopriamo tutto nel prossimo servizio. Marzo si porta via lo stato d'emergenza per il Covid e aprile si apre con la prima manifestazione di grande rilievo per il Veneto. Scatta il 1° aprile Formaggi in Villa, che porterà il meglio della produzione casearia nazionale a Cittadella. Per 4 giorni, da venerdì a lunedì, la città murata sarà invasa da amanti del gusto che troveranno cacio per i loro denti. In ballo anche altri settori dell'enogastronomia nazionale, approfondimenti, focus, degustazioni guidate e tanto altro ancora. Nel segno del destino, la prima manifestazione che abbiamo annullato nella programmazione degli 800 anni, la prima manifestazione vera di dimensione nazionale che Cittadella è pronta ad accogliere nel post pandemia. 31 marzo finisce l'emergenza sanitaria e il 1° aprile vi aspettiamo a Formaggi in Villa tra le mura di Cittadella. L'evento doveva rappresentare l'avvio delle celebrazioni per gli 800 anni delle mura di Cittadella, poi tutto è finito nel tritacarne dell'emergenza Covid, ma ora ci sono le condizioni per ripartire e la città murata guarda al futuro con rinnovata fiducia. Questa era la manifestazione di inizio dei nostri festeggiamenti nel 2020 per gli 800 anni delle mura. Festeggiamo la dinascita, diciamo, del nostro territorio, quindi è una volontà di ripartire non solo per i cittadellesi ma anche per tutte le nostre attività economiche
economiche, perché comunque il flusso di persone che verrà a Cittadella insomma avrà la possibilità sì di assaggiare dei buoni formaggi, ma anche di fare acquisti nei nostri negozi e soprattutto di visitare Cittadella. Partner dell'iniziativa è il Consorzio di tutela del formaggio Asiago DOP, che si presenta alla riapertura delle grandi manifestazioni nazionali del settore con i motori già caldi. L'importanza e soprattutto l'attesa è grandissima. Sono 2 anni che questa manifestazione non può essere fatta per motivi che conosciamo tutti e siamo pronti a ripartire. C'è tanta attesa, c'è tanta voglia di iniziare questa manifestazione. Asiago è il main partner della manifestazione. Questo è un periodo molto complicato, tanto è vero che già con la pandemia abbiamo avuto molte difficoltà, soprattutto in tutti quei settori dove l'Asiago veniva utilizzato, per esempio nella ristorazione, piuttosto che anche magari all'estero. È stato un periodo duro dove le nostre aziende, i nostri soci che producono formaggio Asiago sono stati molto bravi. E adesso parliamo di natura, parliamo di ambiente, parliamo di giovani e di scuola. Ebbene, il naturalista Daniele Zovi ha incontrato gli studenti dell'Istituto Superiore Fusinieri di Vicenza, un incontro veramente importante per sensibilizzare, per crescere e anche per, passare dalle parole ai fatti. Vediamo insieme. Si è parlato di temi di attualità e soprattutto questo incontro è servito per far capire al pubblico quanto è importante la natura e che bisogna preservarla nel miglior modo possibile. Abbiamo trattato temi come il nostro disastro Vaia, abbiamo imparato che non è corretto inserire una sola specie di piante nel nostro territorio, ma è più conveniente la varietà di specie. Dal modo in cui l'uomo è intervenuto nel corso dei secoli sulla natura alle conseguenze climatiche, dagli animali che popolano i nostri boschi al rapporto con loro, tematiche quanto mai attuali snocciolate da Daniele Zovi, scrittore naturalista e divulgatore scientifico originario dell'Altopiano, esperto di foreste e animali selvatici, membro dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali di Firenze, che ha lanciato agli studenti l'invito alla conoscenza diretta dell'ambiente che ci circonda. Quello che noi abbiamo chiamato natura, come se fosse una cosa esterna a noi da una parte e la natura dall'altra, ecco, si sta rivelando invece esattamente la nostra casa, dove troveremo la nostra salvezza. È fondamentale che i ragazzi e le ragazze imparino a conoscere meglio questa casa, perché io credo che siamo stati tutti un po' distratti in questi decenni, attratti più da strumenti come il cellulare, i computer, e abbiamo un po' perso l'abitudine a contatti diretti con la natura. Camminare tra i boschi, gesto semplice e gratuito che forse la pandemia ci ha portato a riscoprire. Fusinieri infatti si è impegnato anche questa volta in un progetto educativo di grande attualità per cercare cioè di sensibilizzare i suoi ragazzi alla tutela dell'ambiente, all'acquisizione di corretti stili di vita e alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale. E adesso parliamo di arte, perché alla vigilia dei 200 anni dalla morte di Antonio Canova, il museo Gipsoteca dedica all'artista un ciclo imperdibile di mostre e di eventi. Vediamo. Bellezza immortale, levigatezza setosa del marmo ed equilibrio delle forme. Questa è la scultura perfetta di Antonio Canova. Alla vigilia dei 200 anni dalla sua morte, il Museo Gipsoteca Antonio Canova dedica all'artista un ciclo di mostre, un percorso che intreccia le opere con l'arte del nostro tempo. Ed è così che dal 19 marzo al 12 giugno apre la mostra Antonio Canova e la scultura contemporanea. Gli
gli artisti del nostro tempo possono ritornare all'armonia, alla perfezione delle forme e quindi trovare in Canova un modello. Quello che Canova ha fatto può essere rifatto e adeguato al nostro tempo e quindi ecco che per esempio un artista che si chiama Fabio Viale fa le immagini di Canova della Vedere Italica con i tatuaggi, o Iago, che in questo momento ha una importante mostra a Roma, fa un Davide che è una donna. E ancora Aaron Demez con la sua opera apparentemente non finita, Giuseppe Bergomi con la sua Venere vincitrice e ancora tanti altri artisti. È la prima volta che la galleria si apre alla contemporaneità, una grande occasione che va in continuità con quella che era la filosofia di Canova, quindi supportare il mondo dell'arte, il sistema dell'arte. Una mostra che oggi ha un significato ancora più grande. Che alle mie spalle c'è la pace di Kiev, questo gesso di Canova è quello fatto nel 1812, per cui poi derivarne il marmo che è finito a San Pietroburgo e ai tempi di Khrushchev, il presidente dell'Unione Sovietica, portato a Kiev, dove adesso è riparata in depositi per evitare che venga distrutta. È esattamente questo è il gesso di quella, quindi mi pare che chi verrà a Possagno è come se venisse in pellegrinaggio a Kiev per cercare di sventare la violenza della guerra in nome della pace che l'arte rappresenta. E Venezia decide di ripartire di corsa. I 5.000 pettorali disponibili sono già esauriti da settimane, manca poco alla partenza di una corsa evocativa, una delle più suggestive, che attraverserà i luoghi più caratteristici della città. Venezia riparte con entusiasmo di corsa. Manca meno di un mese alla 7ª edizione del CMP Venice Night Trail, manifestazione della famiglia Venice Marathon, che sabato 9 aprile, con partenza alle ore 21, attraverserà la città. Già esauriti da settimane i 5.000 pettorali, iscrizioni chiuse con entusiasmo alle stelle. Siamo stati colpiti in qualche modo, anche se eravamo molto fiduciosi. Il programma del 2022 è partito alla grande, il primo appuntamento è il Venice Night Trail, il CMP Venice Night Trail, e è programmato il 9 di aprile e ritorniamo alla collocazione primaverile. 16 chilometri di percorso che attraverseranno 51 ponti della città. Una gara che ha sempre avuto molto successo e ha sempre avuto numeri importanti. Quest'anno, di fronte alla pressione che avevamo avuto sentore, quando però abbiamo aperto le iscrizioni non pensavamo di chiuderle 2 mesi prima della data. Il conto alla rovescia è partito con molto entusiasmo. Questo dà un segnale del successo di una gara unica al mondo che si corre di sera a Venezia in una cornice stupenda e che è una sorta di percorso nella Venezia minore, anche se poi si passa per i momenti e per i luoghi più monumentali e più famosi. Partiamo appunto dall'area di Marittima, poi andiamo verso la zona di Cannareggio, passiamo per il Ghetto, le fondamenta nuove, andiamo verso la zona est, passiamo a ridosso dell'Arsenale e a Sant'Elena poi torniamo indietro e facciamo un po' il percorso al contrario della Venice Marathon. È davvero tutto per questa edizione domenicale di Focus TG. Non mi resta che augurarvi buon pranzo, buona domenica e ricordarvi l'appuntamento di domani. Inizieremo il nostro Focus TG un pochino in anticipo alle 11:45. Non mancate come sempre per rimanere aggiornati, rimanere informati su tutto quello che succede in Veneto, dal Veneto. Grazie a tutti, a domani.